Un gradito ritorno al City of Cagliari, graditissimo oserei dire. Sì, un amico di sempre, Andrea Trinchieri, uno dei coach italiani più, come posso dire, in questi anni sei talmente salito di livello che noi insomma ricordiamo le nostre vecchie battaglie anche in Lega 2, che non possiamo che essere davvero soddisfatti di quanto il basket italiano sta andando ad insegnare in giro, nella fattispecie con il tuo lavoro. Bayern Monaco, Andrea Trinchieri, ormai è un binomio davvero importante. Ma guarda, io prima di tutto oggi sono molto felice perché sono in Sardegna. Cioè qua ogni cosa mi piace, qualsiasi cosa. Cerco di stare come i rettili al sole, anche perché sono partito con 14 gradi e pioveva, e per me è un posto che adoro, quindi tornare mi riempie di gioia, quindi tutto il resto è secondario in questo momento. Stiamo qua in preparazione, ringrazio per la possibilità di essere venuti in Sardegna 4 giorni e andiamo avanti. Io me la godo per quello che posso. Andrea Trinchieri, tornando al tuo discorso proprio di coach, che ha dovuto fare a meno chiaramente se all'inizio della preparazione anche di 7 elementi, perché noi lo scorso anno abbiamo spudoratamente tifato Bayern Monaco per un insieme di cose, cioè la realtà è che tante volte non basta avere le figurine, bisogna avere uomini veri sul campo, specie in Eurolega hai dimostrato in lungo e largo per l'Europa che il lavoro alla fine paga, le motivazioni, le ambizioni. Ma guarda, l'anno scorso, che comunico a tutti, è finito, ok? È stata la squadra più improbabile che abbia mai allenato, che ha trovato una quadra straordinaria e che non era tecnica, era umana, e una squadra che magari non vinceva le partite, ma non le perdeva mai. E quest'anno è una squadra con 11 giocatori nuovi, abbiamo dovuto andare a mani basse sul mercato perché chiaramente non potevamo tenere qualche giocatore, abbiamo cercato di fare una squadra diversa, anche perché riproporre la stessa cosa era impossibile. L'unica cosa che vorrei, e onestamente non so quando l'avrò e non so se l'avrò, è che la mia squadra abbia la stessa, in inglese si dice chip on the shoulder, questa voglia di giocare, di vincere, di combattere e di non darsi mai per vinti che aveva la squadra l'anno scorso. E poi giocheremo in modo diverso, sarà tutto diverso, però quella cosa lì mi piacerebbe riproporla. Molto difficile.